Siamo andati a Roma a incontrare i gruppi parlamentari per continuare e sollecitare la pianificazione e la strategia necessarie a tutti i consorzi di bonifica del Veneto per poter offrire quei servizi necessari per garantire la sicurezza delle nostre aziende, del nostro territorio e per poter garantire anche di essere efficaci contro eventuali crisi idriche che sono sempre più frequenti viste anche i cambiamenti climatici. Nel mese di gennaio siamo riusciti, in collaborazione con la Regione, a inserire 48 progetti nel piano straordinario per le infrastrutture idrauliche che sono appunto progettualità necessarie per poter garantire sicurezza e risorsa idrica al nostro territorio. In questi 48 progetti non dimentichiamo che sono presenti diversi progetti legati agli invasi multifunzionali, che sono strutture che vengono individuate sul territorio e che possono dare delle risposte sia in termini di sicurezza, di risorsa idrica e anche ambientale alle necessità della nostra regione.